A 6 mesi dal ciclone che si è abbattuto in Veneto e sulle province di Vicenza e Belluno in particolare, si moltiplicano le iniziative di aiuto. In quei giorni la provincia di Padova aveva messo in campo oltre 250 squadre di volontari, soprattutto per la distribuzione dei sacchi di sabbia e il monitoraggio degli argini. In provincia di Belluno, nei giorni successivi, i volontari avevano tagliato gli alberi abbattuti lungo le strade, sgomberato le aree a rischio e dato supporto ai vigili del fuoco, specie per la copertura provvisoria degli edifici scoperchiati dalla tempesta. Oggi la ricostruzione è partita con l'aiuto di tutti. In questo momento la ricostruzione è molto complicata, soprattutto in riferimento anche alle persone, alle famiglie che hanno dovuto lasciare le loro case per un lungo periodo, che ancora fanno fatica a rientrare, che hanno bisogno anche di un sostegno economico e quindi abbiamo creato un fondo che si chiama Fondo Welfare, che ha questo obiettivo. Ora dal Padovano arrivano due iniziative di raccolta fondi, uno spettacolo il 18 aprile a Montegrotto Terme con cantanti, artisti, la meditazione di Leandro Barsotti e il poeta del legno Mauro Corona, evento organizzato dai comuni di Abano e Montegrotto, e poi il 18 maggio a Belluno l'incontro di calcio tra la nazionale italiana Sindaci e la nazionale italiana Cantanti. La ricostruzione è già cominciata con il sostegno ovviamente del governo, che ha stanziato delle risorse molto importanti. È chiaro che il percorso è molto lungo e complicato, riguarda i boschi e sui boschi lì c'è un lavoro che riguarda anche i comuni, e poi c'è la questione che riguardano i servizi principali, quindi le strade, quindi la costruzione, la ricostruzione di alcune strade, ma soprattutto dei parabalanghe, cioè mettere in sicurezza la viabilità è un altro dei temi importanti, mettere in sicurezza i corsi d'acqua. Dopo l'inverno ora i lavori ripartiranno di slancio, anche con i fondi in via di distribuzione dalla Regione. Un appello al turismo che sostenga a sua volta il territorio, e dalla provincia di Padova, che sostiene l'evento, oltre alla solidarietà, parte anche in richiamo all'importanza della prevenzione. Sta ponendo particolare attenzione ai corsi d'acqua che negli anni passati hanno creato non poche difficoltà. Con la Regione stiamo facendo tutti gli interventi necessari e anche con i sindaci, perché delle volte bisogna fare pianificazione urbanistica che tenga conto del nostro territorio.